tutti, oggi vi propongo una ricetta morbida che ha la sua morbidezza. Cosa ci serve per questa ricetta? Sono dei tortini di ricotta e una erba particolare che non immaginate. Secondo voi che cos'è questa già cotta? Perché va sbollentata poco poco per metterla poi nei tortini. Perché praticamente questo tortino poi come tempi di cottura sono molto ridotti, bastano semplicemente 10 minuti in forno però a bagnomaria. Quindi diciamo che sostanzialmente questa cottura serve solo ed esclusivamente per far assemblare un pochettino l'impasto. Questa è ortica, un'erba che a me piace tantissimo, che ce n'è in abbondanza, che è gratis perché la possiamo trovare tranquillamente nei nostri prati. E l'altro giorno io proprio pensando alle ricette sono stata a casa di un'amica e nel suo giardino ce n'era così tanta, tenerissima, che non ho potuto fare a meno di raccoglierla per prepararvi oggi questo piatto. Ovviamente l'accortezza di raccoglierla con i guanti perché sapete che è un'erba orticante, quindi brucia, e fidatevi quando poi già quando la lavate l'elemento orticante passa, però ancora di più quando la sbollentate. Per cui lavatela sempre con i guanti, cercate di prendere la parte più tenera e quindi poi la sbollentate giusto, guarda, un paio di minuti, non più di tanto perché è tenerissima, soprattutto adesso che ha piovuto e quindi è abbastanza tenera. A questo punto cosa facciamo? In una ciotola mettiamo, per questo quantitativo facciamo mezza ricotta e la mettiamo in una ciotola. Queste ricotte sempre della nostra tradizione contadina e vi assicuro che qua ce n'è di sostanze, di prodotti buoni, di tanti contadini e tanti allevatori che hanno dei prodotti di eccellenza che non fanno invidia a nessuno. Non abbiamo di che lamentarci perché i prodotti sono buoni. Una volta lavorata poco poco la ricotta, aggiungiamo dentro del pepe nero, del formaggio grattugiato sempre a vostro piacimento. In questo caso io ho messo del grana perché comunque è più morbido rispetto magari al pecorino che ha un sapore più deciso, più forte. Quindi già c'è la ricotta per cui ammorbidiamo un pochettino questo sapore. Amalgamiamo per bene e per fare in modo che tutto si unisce bene dobbiamo metterci anche 2 uova, in mezza ricotta 2 uova. Per quanto riguarda la quantità dell'ortica, stavo dicendo degli spinaci, ma a rigore potete farla anche con gli spinaci. E la quantità è in base a come vi piace colorato il tortino, se volete più verdura e meno ricotta magari ne mettete un po' di più, se no questa quantità va bene. Allora, mettiamo intanto un uovo e cerchiamo di amalgamarci la ricotta. Sono tutte preparazioni sfiziose, carucce, voglio dire semplici, non richiedono chissà che preparazione o chissà che tempi di preparazione stesso, ovviamente, scusatemi il gioco di parole. Una volta fatto incorporare il primo uovo e quindi abbiamo cercato di dare cremosità alla ricotta, che cosa facciamo? Uniamo la nostra verdura. Mi va sempre di dire spinaci perché generalmente sono sempre quelli che usiamo, quindi l'ortica è un po' raro vederla, però a me piace tanto, io la mangio anche
soltanto sbollentata con un po' di olio, un aglio, un po' di olio e va benissimo come contorno. Ancora di più io faccio delle preparazioni di pasta verde proprio con le ortiche, quindi gnocchi, tagliatelle e quello che... anche perché dà anche un colore più forte, è un colore più intenso. Ecco, non necessita di essere frullata perché comunque è così tenera e così anche con le mani, prima di metterla nell'impasto, magari poco poco la sfilacciate con le mani. Già io ho preso soltanto il cuore e qualche fogliolina, per cui già di per sé non ci sono dei filamenti eccessivi, è abbastanza tagliuzzata, dai, ecco, non necessitano non necessita di essere frullata per cercare di impiattarla qua dentro. A questo punto mettiamo l'altro uovo per cercare di far amalgamare ancora di più tutto l'impasto. Ecco qua. Questo è anche un modo di far mangiare le verdure ai bambini, perché camuffate così, anche se poi diciamo che questo verde è abbastanza intenso, però è la forma, il modo come viene presentato che molte volte incuriosisce il palato anche dei bambini. Io vi racconto un aneddoto. Allora, quando erano piccole le mie nipoti, volevano che io gli facessi sempre l'omelette perché gli piaceva tanto, solo che la frittata loro non la mangiavano. Cioè, voi mi dite, ma erano ciote praticamente, perché sostanzialmente l'omelette non è altro che una frittata girata a mezzaluna, solo che il modo di prepararla in quel modo, il fatto che dentro magari mettevo del formaggio, mettevo un po' di prosciutto, allora non lo so che gli sembrava e loro andavano matte per st'omelette di zia Graziella, però se la mamma gli faceva una frittata non la volevano. Per cui molte volte, ecco questo per dirvi che diciamo il modo come viene presentato un piatto, come viene presentato una verdura, come viene presentato anche un frutto, un camuffato in qualche modo e renderlo diciamo diverso, per loro chissà che cos'è, la stessa cosa magari così diciamo a crudo non la mangiano, però invece poi camuffata in questo modo la mangiano tranquillamente. Diciamo che il nostro impasto è pronto, non dobbiamo aggiungere più niente. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere degli stampini di alluminio che avete un po' tutti a casa, quindi più o meno ci regoliamo quanti ne vogliamo fare. In questo caso qua cosa facciamo? Li oliamo, dobbiamo passarci un po' di olio. Sempre il discorso con le mani per cercare di far come dire, di far sciogliere meglio l'olio in modo che ne mettiamo meno quantità. Ecco qua, ce li prepariamo per bene. Nel frattempo, che cosa ho fatto io? Ho acceso il forno e ho preparato il forno per cuocere a bagnomaria. Che cosa significa? Cuocere a bagnomaria in forno è semplicemente mettere una teglia con dell'acqua al ripiano basso del forno, accendere il forno, in questo caso a 180 gradi perché è la temperatura ideale per questa ricetta, e fare in modo che l'acqua che ho messo nella teglia va in ebollizione e crea questo vapore nella cucina. Adesso ci sono anche i forni già a vapore di nuova generazione. Noi, se abbiamo un forno tradizionale,
ci regoliamo di fare la cottura a vapore in questo modo. Quindi io ho già messo la teglia e sta quasi per bollire, anche perché nel frattempo io mi sono preparata, diciamo, la ricetta vera e propria. Continuiamo qua a sistemare i nostri pirottini e cerchiamo di creare delle cose a nostro piacimento, insomma. Ecco qua. Allora, a rigore potremmo mettere anche del pane grattugiato, in modo che si attacca alle pareti e quando mettiamo il nostro impasto lo riusciamo poi a togliere meglio dal pirottino, e in questo caso lo facciamo pure. Ecco qua. Giusto così, perché tanto attacca, perché c'è l'olio, quindi mettiamo questo pane grattugiato nei pirottini. Vedete? Se riuscite a vederlo come viene, ecco qua. Anche perché quando noi togliamo poi il tortino da qua, gli dà una croccantezza diversa. Ecco. Ecco qua. Sono queste cose che forse fanno perdere un po' di tempo, però poi ne vale la pena. Se la ricetta è buona, credo che questo tempo è stato prezioso. Ecco qua. Perfetto. A questo punto mettiamo il nostro, diciamo, impasto, chiamiamolo così, nei pirottini. Ecco qua. Di riempire possiamo riempirli fino all'orlo, perché non è che è lievitato, questo non è un impasto lievitante, quindi non c'è il rischio che esce fuori, e lo posizioniamo nella nostra taglietta da forno. Ecco qua. È un piatto salutare pure, perché alla fine abbiamo questa verdura che non è che voglio fare l'esperta, però comunque so di mio che l'ortica è comunque una pianta anche disintossicante e diuretica per chi ha problemi, per esempio come me, di pressione alta, e quindi necessita di diuretici, quindi questa è una erba che va benissimo. Ecco qua, abbiamo finito di preparare i nostri tortini. Ecco qua, giusto 5 tortine. È un piatto che si può usare come antipasto se facciamo un buffet. Questi, diciamo, magari possiamo utilizzare anche dei tortini più piccolini e li possiamo mettere in un antipasto particolare, in una festa. Voglio dire, si può usare come piatto unico, perché magari ne mangiamo 2 accompagnati da un'insalata, accompagnati da qualcosa di fresco, visto che poi questi vanno infornati. Come primo non credo, perché voglio dire, c'è la ricotta,
ecco qua, e adesso li mettiamo in forno. Diciamo che in qualche modo non c'è bisogno di livellarli, perché tanto questa parte qua poi andrà sul piatto. Ecco qua. E allora il vapore si sta creando, per cui mo noi li inforniamo. Semplicemente questo piatto, questa cottura serve a far assemblare per non lasciare freddo l'impasto, perché la verdura è già cotta, praticamente soltanto quando assembla la ricotta con l'uovo che ci abbiamo messo dentro, è giusto per dargli una scrollatina così, niente di che. Vi ripeto, sono ricette che ci vengono suggerite da tanti amici, quindi io vi rinnovo l'invito di mandarci voi delle ricette vostre, della vostra tradizione, della vostra cultura, dei vostri paesi, ovviamente tutti su tutto il territorio nostro, e quindi praticamente noi mandate la ricetta alla redazione, così noi cerchiamo di farla e vediamo se sono capace, perché non è detto che riesco, perché poi ognuno di noi ha, diciamo, il suo segreto. Una ricetta rispetto a un'altra viene diversa perché ci sono i segreti, ognuno di noi c'ha il segreto suo, una ricetta viene più morbida o più dura a secondo la qualità del prodotto, e quindi questo. Nel frattempo che i pirottini sono in forno, e quindi aspettiamo questi minuti, ci prepariamo a parte un sughetto, ma giusto così, un po' di concentrato di pomodoro con un po' di olio, che avremo cura di mettere su un piattino per l'impiattamento poi del tortino. Quindi sostanzialmente ci prendiamo un piattino, io l'ho preparato un po' prima, perché poi all'ultimo, insomma, non è che... E che cosa facciamo? Prendiamo un cucchiaio, lo mettiamo al centro del piatto, cerchiamo di distribuirlo per bene, semplicemente un po' di passata di pomodoro giusto scaldata così, dove adageremo sopra il nostro tortino. Ecco qua, e aspettiamo questo tortino. Mettiamo sopra il tortino un goccettino d'olio ed è pronto per essere mangiato. Ecco qua. Dobbiamo aspettare un altro poco. Questo è un po', diciamo, un connubio tra verdura e formaggio, diciamo con la speranza che questo piatto è leggero, che non sia troppo... adesso non c'è nessuno che ci bacchetta, però voglio dire, non ci sono elementi particolarmente grassi o particolarmente eccessivi, per cui tutto sta poi sempre ad avere un equilibrio nelle cose. Se mangiamo un piatto di pasta a forno non andiamo a mangiare un tortino così, anche se ha la sua leggerezza, però comunque è ovvio che non va abbinato magari a piatti più complicati. Quindi voglio dire, ve l'ho detto, può essere anche come piatto unico, perché con un po' di pomodoro e questo tortino qua si può tranquillamente mangiare come piatto unico, per cui facciamo contenti i nutrizionisti e nello stesso tempo addolciamo e graziamo il nostro palato. Tutto qua. Certo che poi nelle cose ci si vuole sempre equilibrio, bisogna essere accorti, ormai siamo tutti un po' curiosi, siamo tutti un po' organizzati, diciamo, tra nutrizionisti, tra dietisti, dietologi, ecco, siamo un pochettino tutti, un po' di cultura del mangiare, di questo mangiare l'abbiamo un po' tutti, per cui da soli riusciamo anche a vedere come possiamo organizzare il nostro pranzo, come possiamo non eccedere, basta non eccedere nelle cose.
e quindi tutto si può fare, tutto si può mangiare, ce lo dice sempre la nostra nutrizionista, che nella dieta, la dieta vera e propria non va tolto nulla, se non ci sono particolari problemi ovviamente di salute, che alcuni elementi sono proprio banditi per un fatto proprio salutistico, però se uno sta bene, diciamo sostanzialmente non ha grossi problemi, può mangiare di tutto, ovviamente con moderazione. 2 minuti e ci siamo. Questo lo dedichiamo ai bambini, questo piatto, va? Così almeno mangiano qualcosa di genuino, qualcosa di buono, qualcosa di salutare, perché spesso e volentieri questi bambini mangiano soltanto merendine, cioccolatini, insomma un po' di attenzione in più verso i bambini bisogna averlo, soprattutto a livello alimentare. Ok, ci siamo. Ne prendiamo uno e ve lo faccio vedere. Ecco qua. Oh, brucia un po'. Ecco. Allora, una cosa, io adesso per tempi televisivi lo devo sfornare e metterlo sul piatto. C'è il rischio che si può sfaldare, perché voi dovete avere l'accortezza, quando li togliete dal forno, di lasciarli un pochettino raffreddare, perché così si sfornano e restano interi. Io purtroppo, ve l'ho detto, per tempi televisivi devo accorciare, per cui speriamo che almeno resti una sorta di tortino. Mi aiuto un po' del coltello, giusto per non cercare di lasciarlo il più intero possibile. Ovviamente ve l'ho detto, voi una volta tolti dal forno aspettate che si raffreddano un po', così poi li potete mettere tranquillamente nel piatto, anche perché la ricotta è morbida, per cui a caldo è più, diciamo, si mantiene un po' più liquida. Una volta raffreddata si indurisce e quindi possiamo sfornare tranquillamente il nostro tortino senza problemi. Purtroppo accontentatevi di quello che esce. Io spero di... oh, brucia, vedete, troppo, brucia troppo. Tutto sommato ragazzi, mi è andata bene. Mettiamo un goccio d'olio. Ecco qua, il piatto è pronto. Non è venuto proprio male, il tortino regge anche se è caldo. Vi assicuro che è un'apoteosi, è un profumo meraviglioso, è sofficissimo e non vi resta che farlo, assaggiarlo, mangiarlo con gusto e buon pranzo a tutti e buon gusto a tutti. Alla prossima, ciao!